Michele Tessari, sono un enologo e assieme alla mia famiglia gestiamo Carugate. Carugate è un'azienda vitivinicola che abbraccia 3 territori della provincia di Verona, il Soave Classico, la Valpolicella e il Lessini d'Urello. È una zona ad altissima vocazione vitivinicola, il territorio di Monteforte è uno dei territori a più alta densità viticola d'Europa. Qui c'è una storia secolare che ci piace mantenere e tramandare. Il consorzio GAL Baldo Lessinia da sempre si è mostrato sensibile e vicino a questo territorio, mettendo a disposizione dei fondi che sono stati utilizzati nella maggior parte dei casi, nel caso di Carugate, per valorizzare quei manufatti architettonici, storici, culturali che nel corso dei secoli sono presenti nei nostri territori e che devono essere manutenzionati e valorizzati. Ne cito alcuni: i capitelli votivi che da sempre sono presenti e che rappresentano dei avamposti di cultura e di religiosità, e le cosiddette marogne, moretti a secco, che sono funzionali al sostenimento e al mantenimento dell'architettura rurale viticola dei comuni limitrofi. Il GAL Baldo Lessinia, anche a livello di organizzazione, ha dimostrato attraverso una intelligente operazione di comunicazione che questi fondi sono disponibili e che molti attori di questo territorio, grazie a queste comunicazioni che sono state fatte, li hanno potuti intercettare. Quindi un plauso va al grado di comunicazione che il GAL ha messo in atto e anche alla sinergia collaborativa che si è creata con gli uffici, col personale, con la direzione, con tutti coloro i quali fanno parte di questa amministrazione. Il suggerimento che posso dare ad altri protagonisti di queste terre è quello di consultare periodicamente il sito del GAL Baldo Lessinia, laddove in maniera chiara e trasparente è evidenziato quello che il GAL Baldo Lessinia fa, e di confrontarsi con quelle persone, con quegli imprenditori che già hanno usufruito di questi fondi, per capire al meglio come procedere. La nostra azienda, così come tante altre aziende, sono aperte tutti i sabati e le domeniche, 365 giorni all'anno. Per noi fare accoglienza significa far conoscere quello che è il nostro modo di vivere e il nostro modo di lavorare, quindi vi invitiamo sempre e comunque a venirci a trovare. Troverete una realtà aperta, didattica e appassionata del proprio lavoro.